La Corte Costituzionale mette un freno alle escavazioni in Veneto. Si potrà ancora scavare, ma non più per stralci successivi fino a un tetto di 80.000 metri cubi, come prevedeva una deroga della regione, ma solo con il vecchio format dei 20.000 metri cubi consentiti dal Genio Civile. Lo ha stabilito la sentenza 4423 dell'8 febbraio, pubblicata in questi giorni e relativa alla discussione del 24 gennaio scorso sui tetti dell'escavazione dei materiali litoidi. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 20 marzo 2023, la prima notizia è in tema di ambiente e riguarda lo stop alle escavazioni in deroga lungo il greto dei fiumi stabilito dalla Corte Costituzionale. La Consulta infatti ha bocciato la regolamentazione della regione a vantaggio dei cavatori. Esultano i difensori dell'ambiente, gli ambientalisti, per questo round a sfavore della e di chi invoca da anni pulizie dei greti e nuove deroghe alle escavazioni per garantire la sicurezza idraulica dei fiumi che oggi, a dire il vero, soffrono la siccità. Nella stessa giunta regionale in maggioranza c'è stato chi ha evocato le norme della Serenissima Repubblica Veneziana e dei suoi magistrati alle acque, ma sta di fatto che la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo la deroga concessa dalla regione appunto agli scavatori, confermando che gli interventi sui fiumi possono essere soltanto quelli più piccoli, limitati a 20.000 metri cubi. L'articolo del Mattino di Padova di oggi ricostruisce tutta la vicenda degli emendamenti introdotti nel 2021 dalla giunta regionale, che aveva aggiornato una legge dell'88 con le norme che disciplinano l'escavazione dei materiali lapidei, sabbie e ghiaie dei fiumi, che prevedevano in via generale un piano da approvare. Questo piano tuttavia non era mai stato seguito ed è allora gli interventi di escavazione, a cominciare da quelli sul Piave ma lungo anche gli altri fiumi della regione, avvenivano grazie a una deroga con autorizzazioni spot da 20.000 metri cubi di volta in volta approvate dal Genio Civile. Poi nel 2021 la svolta per rispondere a quelli che la Giunta Zaia riteneva necessari interventi più sistematici e strutturati. Era stata approvata un surplus di escavazione ai progetti in deroga con una pianificazione di almeno 80.000 metri cubi, appunto 60.000 metri cubi in più, ma sempre per stralci da 20.000. Una vicenda complicata, come si capisce, che comunque è stata stoppata dalla Consulta. La deroga era stata difesa dalla Giunta Zaia e dalla maggioranza in Consiglio regionale, sostenendo che si poteva procedere in un modo più organico, in questo modo con una visione di interventi ad ampio raggio su tratti più rilevanti dei fiumi, potendo anche programmare pulizie e manutenzioni del greto più sistematiche. Una tesi, questa, sempre contestata dagli ambientalisti e dalle associazioni che si battono per la difesa dell'ambiente e dei fiumi, nonostante i fautori della deroga ribadissero comunque che tutti gli interventi, a prescindere dal volume concesso, dovessero rispettare l'iter della valutazione di impatto ambientale. In ogni caso la Corte Costituzionale ha messo la parola fine a questa vicenda, bocciando le norme della Regione Veneto. Vincono gli ambientalisti quindi, e noi voltiamo pagina. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi con soltanto due notizie flash. La prima sul Gazzettino di oggi, in un articolo firmato da Sara Gardin. Si parla di una serata con cena e degustazioni di vini, dress code elegante e per le donne tacchi alti minimo 7 centimetri. L'indicazione, che è stata successivamente rimossa, è comparsa su una pagina per pubblicizzare l'evento. Si chiama Bolle a Cena, organizzato per l'1 e 2 aprile prossimi nell'ambito di una manifestazione che si chiama Bollicine in Villa, che si terrà nella Villa Farsetti di Santa Maria di Sala. Insomma, alla cena di gala, donne ammesse solo con tacco minimo di 7 centimetri e sui social network è subito rivolta
alcuni commenti. Volevo sapere se il metro per misurare i tacchi lo devo portare io, lo trovo all'ingresso. Vergogna, medioevo. Scusate, io ho il tacco 6 centimetri, sono bannata dai vostri eventi. Questi appunto alcuni dei commenti sotto l'evento Bollicine in Villa Santa Maria di Sala, e qualcuno definisce sessista anche la locandina in cui compare una donna quasi svestita che beve da una flute. Ai numerosissimi commenti apparsi su Facebook, gli organizzatori di Bollicine in Villa hanno risposto negando qualsiasi forma di sessismo sottesa alla pretesa di un codice di abbigliamento particolare per le donne. È da 6 edizioni che per la partecipazione all'evento di gala è richiesto un dress code elegante, abito scuro per gli uomini, tacchi per le donne. Nessuno si è mai lamentato prima d'ora, e anche in questa edizione abbiamo già il sold out. L'indicazione circa l'altezza minima del tacco che avrebbero dovuto indossare le donne è stata però poi rimossa insieme a tutti i commenti, ed è rimasta soltanto l'indicazione di presentarsi alla serata di gala con un abbigliamento elegante e da sera. Insomma, questo da Santa Maria di Sala in provincia di Venezia. E poi, sempre sulle pagine del Gazzettino, una notizia che riguarda invece la politica, la strategia del governo per quanto riguarda le imprese e il rilancio dell'economia. Si sono inventati un altro bonus per le imprese, in questo caso un contributo alle aziende che assumono i detenuti. Lo presenta il sottosegretario padovano alla giustizia Andrea Ostellari. È appunto lui a proporre questi incentivi per chi fa lavorare chi è in cella. Tra quanti imparano un mestiere soltanto il 2% ritorna a delinquere. Cita dei dati Andrea Ostellari in un'intervista firmata dal giornalista Andrea Bulleri. Non è un modo per svuotare gli istituti penitenziari, dice Ostellari, ma un vero programma di reinclusione nella società. Le agevolazioni vanno estese ai privati, mentre finora ci si è concentrati sul terzo settore. Quindi la proposta in realtà, a ben vedere, è questa, ovvero dirottare delle risorse che finora sono state indirizzate soltanto ad associazioni, enti no profit, proprio per l'inserimento lavorativo dei detenuti una volta usciti dal carcere. Ebbene, queste risorse destinarle anche ad aziende private, con l'ennesimo bonus a favore appunto delle imprese. Il problema in ogni caso esiste dal lato naturalmente delle persone che sono state detenute. Solo un recluso su 3, scrive il Gazzettino, ha un lavoro, ma quasi nessuno appunto nelle aziende. In 16.000 alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, appena 250 i contratti con ditte esterne. Tra le attività più diffuse in carcere, settori tessile e calzaturiero, seguono idraulica e pianificazione. Questi naturalmente sono i dati di chi ha un lavoro all'interno del carcere e non dopo appunto la sua scarcerazione. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.